fa il 1968 segnò un cambiamento determinante nella storia moderna. Uno dei testimoni diretti di quel periodo così intenso è Mario Capanna, un importante leader del movimento studentesco milanese di allora, in seguito politico, scrittore, esponente ambientalista e pacifista. Capanna ha scritto un bellissimo libro che racconta quell'eccezionale stagione di rinnovamento e contestazione che vide il culmine nel 68. Il titolo è appunto Formidabili quegli anni. Un libro che racconta la verità dei fatti, definito coraggioso e illuminante, e che tutti dovremmo leggere per capire non solo il passato, ma anche ciò che viviamo al giorno d'oggi. Fu un periodo di lotte e trasformazioni. Le persone presero coscienza di non essere le protagoniste del progresso che avanzava, ma piuttosto manipolate da un potere in mano a pochi. Il divario tra ricchi e poveri, l'oppressione e lo sfruttamento, il razzismo, la scuola obsoleta, la guerra e i diritti civili sono alcuni dei motivi di malcontento che diedero vita alle numerose manifestazioni di quegli anni. Culturalmente il 68 ha vinto, dice Mario Capanna. Conquiste importanti come lo Statuto dei lavoratori o le leggi relative al divorzio e all'aborto non sarebbero state possibili altrimenti. Le idee rivoluzionarie degli anni 60 sono sempre attuali e il discorso è ancora aperto. Il 68 ebbe lo stesso eco in tutto il globo, Italia, Cina, America, Praga, Parigi e così via. A questo proposito è interessante leggere È successo un 68, che offre una panoramica di cosa accade in quel periodo a livello mondiale. In ambito musicale il 1968 fu una sorta di esordio ufficiale della canzone di protesta, in un clima di cambiamento comunque presente già da diversi anni. Il rock è stato forse il genere che meglio ha interpretato il desiderio degli anni 60 di cambiare il mondo e successivamente sino ai giorni nostri ha continuato a mettere in musica ideali, impegno politico e cause civili. Rock e politica, 30 anni di canzoni di protesta, racchiude le più belle e famose canzoni impegnate della storia del rock. C'è stata una forte riscoperta di un genere di ballo molto antico, forse tra i più antichi del mondo, la danza del ventre. Le palestre l'hanno inserita nei loro programmi e così anche le scuole di ballo. Sempre più corsi e spettacoli sono dedicati a questa affascinante disciplina, scelta da donne giovani e meno giovani, complici anche il fatto che si tratta di un ballo che ben si presta alle formosità del corpo. La danza del ventre è un libro per principianti ed esperte, scritto a 4 mani. Le autrici, madre e figlia, sono entrambe insegnanti, danzatrici professioniste e coreografe. La lettura è chiara e piacevole grazie alle spiegazioni dettagliate e alle numerose fotografie. La danza del ventre esprime femminilità e sensualità, ma come spiegano le autrici non può essere improvvisata, richiede conoscenza tecnica, preparazione fisica ed espressività. In una ricca introduzione scopriamo che la probabile origine della danza araba risale all'antica civiltà mesopotamica e ai riti dedicati alla dea madre e a Ishtar, dea dell'amore e della fertilità. Nel corso dei secoli, in città come Damasco, Baghdad e il Cairo si sviluppò una realtà fatta di mescolanze fra culture locali, nelle quali va ricercata l'origine dell'attuale danza del ventre. La storia della danza del ventre arriva così sino ai giorni nostri, arricchita di elementi culturali, artistici, scenografici e teatrali, lasciando sempre comunque spazio all'improvvisazione, caratteristica dovuta al fatto che la danza araba non si basa sui criteri di una danza accademica. Permette inoltre alla danzatrice di confrontarsi con se stessa e di affrontare anche limiti fisici e caratteriali. Nel corso del 2008 e del 2007 abbiamo più volte sentito parlare della drammatica situazione esistente nello stato della Birmania, attualmente chiamato Myanmar. Questo paese asiatico dal 1962 è soggetto a un regime autoritario e dal 1988 si è instaurata una giunta militare che tutt'oggi comanda la popolazione, privata di dignità umana e di libertà. Il Myanmar è stato ed è tuttora teatro di una sanguinosa repressione che ha causato la morte e la sofferenza di tantissime vittime innocenti. Aung San Suu Kyi è la coraggiosa leader dell'opposizione birmana. Dal 1988 si batte per il suo paese e la sua gente, perché possa vivere in democrazia e godere dei diritti civili più semplici che attualmente le sono negati, come l'istruzione e l'assistenza medica. La leader birmana dal 1989 è agli arresti domiciliari e ha subito tante umiliazioni, ma continua a lottare per il suo popolo. Rappresenta per il mondo intero un'icona della non violenza e della pace. Nel corso degli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti per il suo impegno sociale e politico, tra cui il Premio Nobel per la pace nel 1991. Nel 2003 ha subito un attentato da cui è riuscita a salvarsi e nonostante i numerosi problemi causati dalla dittatura militare non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla povera gente oppressa dal regime birmano e non ha mai lasciato il suo paese. Lettere dalla mia Birmania, scritto da Aung San Suu Kyi a metà degli anni 90,
È una raccolta di brevi passi che guidano il lettore alla scoperta di usi, costumi e tradizioni di questo popolo costantemente sotto attacco armato, ma che non ha perso bellezza, umanità e speranza. Un omaggio a una terra messa a dura prova anche da un devastante ciclone che nel maggio scorso ha causato migliaia di vittime. Arrivederci alla prossima edizione del prossimo Biblio Magazine.